Il grido d'allarme stavolta arriva dalla UIL. Solo 279 dei 7.621 comuni italiani, pari quindi al 3%, danno effettivamente la caccia agli evasori fiscali con le segnalazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate, che nel 2022 ha recuperato 20,2 miliardi di euro, il record assoluto. E i sindaci sono stati ripagati con le briciole, appena 3 milioni sui 6 accertati, perché il governo Meloni ha deciso che il 50% delle risorse recuperate in questo modo dai comuni deve tornare al MEF a Roma, a dispetto di ogni riforma federalista. In testa alla classifica brilla Genova con 863.000 euro recuperati, seguita da Milano, e poi Torino. All'ottavo posto della top 10 compare Maclodio, microcosmo del bresciano, che ha rastrellato 47.660 euro controllando i raggi X, i redditi dei suoi 1.475 abitanti, un miracolo di efficienza. E il Veneto? Ebbene, dalla classifica diffusa dalla UIL risulta che i comuni veneti hanno recuperato 92.300 euro lo scorso anno contro i 226.934 del 2020. I comuni con la procedura attivata sono soltanto 18 in tutto il territorio regionale e la maglia nera su base provinciale spetta a Belluno con una sfilza di 0 perché nessun sindaco della provincia bellunese ha inviato segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. In testa, in Veneto, c'è Venezia con 35.247 euro, seguita da Verona con 31.585 euro, poi Vicenza con 15.364 e Padova con 9.820, metà dei quali rientrati nelle casse di Palazzo Moroni. I trevigiani invece si sono accontentati di 207 euro, mentre il Rovigo scivola all'ultimo posto perché l'unico sindaco che aveva raggranellato 507 euro ha alzato bandiera bianca nel 2022. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 30 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la lotta all'evasione fiscale, il flop dei comuni. In Veneto solo 18 sono i controllori. Scende quindi il gettito fiscale dal recupero dell'evasione da 227.000 euro nel 2020 a 92.000 euro nel 2022. Belluno la maglia nera con 0 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Questi sono i dati del rapporto presentato dal sindacato UIL. Nel frattempo il governo Meloni ha deciso che la metà dei proventi recuperati dai comuni dovrà tornare al MEF, quindi a Roma, altro che federalismo. Ma proseguiamo con la nostra rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Era lì l'articolo di Albino Salmaso di cui poco fa vi ho letto la prima colonna, ma dicevo sempre sui quotidiani del gruppo Gedi una notizia che riguarda le previsioni meteo. Ondata di maltempo, allerta arancione in regione. In arrivo una perturbazione che porterà forti rovesci fino alla tarda mattinata di domani. Il sereno tornerà invece per la festa di Ognissanti, quindi Halloween piovoso. 1 novembre invece con il sole. Ci spostiamo invece sulle pagine del Gazzettino per una notizia che riguarda le famiglie Arcobaleno. Padova, la prima coppia va in tribunale, poca fiducia dicono le due mamme, ma speriamo. Vediamo il titolo: 2 mamme e un bimbo, battaglia per l'anagrafe. L'articolo è di Silvia 40 per il Gazzettino, appunto. Ci sono una serie di dichiarazioni, anzi un'intervista a Roberta e Francesca, le due mamme, che affronteranno il 14 novembre il primo round della battaglia in tribunale. Dicono: nostro figlio sa che è nato da un seme in Danimarca, siamo una famiglia come tante, c'è amore. E ancora, in base
alla legge, da maggiorenne sarà lui a scegliere liberamente se conoscere il nome del donatore. A volte al parco non gli credono quando dice che ha 2 madri, ma non c'è pregiudizio negli altri bambini. Roberta e Francesca si sono conosciute 15 anni fa sul lavoro, la scintilla è scattata subito e da lì una storia d'amore lunga e piena che 6 anni fa si è concretizzata in tanti progetti, scrive Silvia 40 sul Gazzettino. Il matrimonio, la casa, la scelta di allargare la famiglia. Tutto deciso nell'arco di un tornante realizzato nel giro di un anno. Il loro bimbo è nato nel 2018 ed è stato registrato all'anagrafe con 2 cognomi, quelli delle sue mamme, che la mattina del 14 novembre saranno in tribunale a Padova. La loro è la prima delle 33 udienze in cui il giudice sarà chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di quei 2 cognomi e quindi del legame legalmente riconosciuto con la madre intenzionale e tutta la sua famiglia, nonni, zii e cugini, legame naturalmente del bambino. È la vicenda appunto delle coppie arcobaleno di Padova, una vicenda che vede coinvolti i 33 bambini e le loro mamme. Il tribunale ha impugnato le trascrizioni nell'anagrafe cittadina fatte dal comune di Padova nell'arco degli ultimi 6 anni, appunto il 14 novembre la prima udienza. Vedremo come proseguirà questa vicenda che abbiamo sempre seguito in puntate di questo podcast. Chiudiamo invece la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. La prima di nuovo sui quotidiani del gruppo Gedi, si parla delle Olimpiadi invernali 2026, dello scontro sulle gare, un articolo di Francesco Dalmas da Treviso. Veneto da ricompensare, Zaia insiste e si appella al CIO. Il presidente della giunta regionale dice non è possibile che Cortina faccia da comparsa al film dei giochi. Su tutto incombe il sospetto del baratto fra lombardi e svizzeri, si legge nell'articolo di Dalmas. La questione naturalmente è quella della pista da bob che non si realizzerà più a Cortina come voleva Zaia. Il presidente della giunta regionale quindi cerca in tutti i modi di avere in cambio delle altre gare da svolgere a Cortina, ma è una debacle assoluta, uno scontro tutto interno alla Lega, Zaia contro Fontana, giunta regionale del Veneto contro giunta regionale della Lombardia e un governo nazionale sempre di centrodestra che non sta risolvendo la questione. Nel frattempo ancora non si capisce dove verranno svolte le gare. Vedremo come si concluderà anche questa vicenda che in ogni caso ha come data di scadenza il 2026, anno delle Olimpiadi invernali. Milano, Cortina, almeno sulla carta. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la solita polemica legata alla festa di Halloween. E allora vediamo sul Gazzettino: Halloween divide i parroci, c'è chi vuole sdoganare la festa e chi non ci sta, parla di moda pagana. A Mestre un post polemico contro le parrocchie che vogliono celebrare l'evento anglosassone. Il vicario del patriarca dichiara: mentre bambini muoiono noi facciamo dolcetto o scherzetto. Questo un estratto del suo post appunto su Facebook, ripreso dal Gazzettino di oggi. L'articolo è di Alvise Sperandio. A Venezia domani sera evangelizzatori nei luoghi della Movida per invitare le persone a entrare in chiesa e pregare. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.